Musica e luci, dopo 2 anni di pandemia le piazze tornano a vivere. L'amministrazione comunale ha dato il via alla stagione concertistica estate 2021. Concerti all'aperto organizzati per sostenere e valorizzare l'arte, la musica, la cultura. Si partirà il 17 giugno. Bello, no? Partire con questa riapertura The Show Must Go On. Quindi veramente partiamo con i Queen, con una versione inedita, l'orchestra ritmico-sinfonica, le 8 voci di Art Voice Academy, insomma sarà la forza della musica. Stiamo in una piazza come Piazza Burchiellati per questo grande evento di apertura della stagione concertistica della città di Treviso. Da Piazzale Burchiellati alla chiesa di San Francesco con l'evento Musica Note di Mezz'estate, poi fino al chiostro di Santa Margherita. Il teatro e chiaramente la musica non si troveranno solamente a teatro ma nelle grandi piazze cittadine, quindi Piazzale Burchiellati, uno spazio nuovo per la città che è il chiostro di Santa Margherita, così come altri spazi cittadini diventeranno i protagonisti della musica. L'apertura il 17 giugno in Piazza Burchiellati. Si potranno accomodare 800 persone, spiega l'assessore. Una serata di festa in totale sicurezza e ben distanziati per tutti i cittadini. Un programma ricco con concerti per tutti i gusti. Musica con le nostre grandi orchestre come la Filarmonia Veneta, ma anche con omaggi per tutti i gusti, quindi un omaggio per esempio a Astor Piazzolla perché cade un anniversario importante di uno dei più famosi tangheri insomma, della storia, o anche omaggi più pop, un genere cosiddetto crossover che piace veramente a tutti come i Queen. Estate 2021 si concluderà il 4 settembre al Teatro Comunale Mario del Monaco con il concerto giovanile Filarmonia Veneta.